Direttore, con gli alti e bassi del 2023, il risparmio gestito torna ad essere conveniente? Beh, diciamo, il 2023 si sposta in maniera netta, direi, dall'anno passato, dal 2022 che abbiamo definito a suo tempo annus horribilis della finanza. È stato un anno effettivamente un po' particolare, con dei periodi molto buoni, delle pause di riflessione e poi delle riprese. In particolare, fino a luglio, i primi 7 mesi del 2023 sono stati buoni, anche superiori alle aspettative. Sembrava quasi che l'ambiente finanziario volesse proprio scrollarsi di dosso le tensioni dell'anno precedente. Dopodiché da agosto fino ad ottobre si è ritornati un po' in sofferenza perché i mercati finanziari stimavano che le mosse delle banche centrali, i rialzi dei tassi che hanno contraddistinto tutto l'anno passato e anche il 2023, potessero proseguire ancora perché l'inflazione pareva non del tutto domata. In realtà, ecco, questo calo dei mesi compresi tra agosto ed ottobre forse è stato anche benefico perché si stava raggiungendo un livello di crescita forse neppure del tutto correlato con l'andamento dell'economia reale. Ricordiamoci che di fronte a tassi più elevati è più difficile fare impresa, quindi è fisiologico che si generi un rallentamento dell'economia. Adesso a novembre, e speriamo che il trend si confermi anche a dicembre, stiamo assistendo, se volete, a un paradosso, perché sembra che il processo di rialzo dei tassi possa essere completato e una potenziale cattiva notizia, cioè quella di un'aspettativa di recessione o comunque di rallentamento dell'economia, diventa per i mercati finanziari una buona notizia, perché si dice se ci sarà recessione, allora le banche centrali non incrementeranno ancora di più i tassi, quindi il processo si è fermato ed ecco dunque che entriamo di qui in avanti in un nuovo mondo, possiamo dire, in un nuovo scenario, un nuovo ambiente finanziario nel quale ci sono anche dei punti di forza per il risparmiatore ed ecco qui, se vogliamo, la buona notizia non solo per quest'anno ma anche per gli anni a venire, cioè una ritrovata remunerazione della componente obbligazionaria. Quindi se vogliamo sintetizzare, è un buon anno e ci porta verso una direzione positiva? Sì, direi che è un anno sicuramente di ripresa dopo il 2022 che rende interessante il risparmio e soprattutto perché la sorpresa appunto delle ultime settimane, sorpresa fino a un certo punto, è che l'inflazione nel 2023 si sta invece rivelando molto molto più bassa, molto distante rispetto a quella monstre così che avevamo riscontrato nel 2022. Quindi bilancio positivo di questo 2023 con prospettive interessanti anche per il nuovo anno. So che come Solidarietà Veneto avete portato avanti tantissime attività anche di formazione e di informazione. Beh sì, diciamo che in uno scenario così particolare è sicuramente molto importante cercare di essere vicini, prossimi ai nostri associati in tutti i territori, anche per far capire soprattutto che il risparmio previdenziale non è una questione che si gioca nel singolo anno o nel singolo mese, quindi i rendimenti nel breve periodo sono da prendere un po' con le pinze e occorre piuttosto guardare ad un orizzonte temporale più lungo. In questo senso abbiamo nel tempo incontrato, abbiamo fatto un piccolo conto, crediamo attorno ai 20.000 associati nell'arco dell'anno 2023, sia con incontri individuali sia con incontri collettivi. Incontri individuali presso i nostri sportelli che si sono arricchiti quest'anno di un numero molto consistente di nuovi punti di riferimento, si va verso, diciamo così, 150 sportelli in tutta la regione, gestiti da noi direttamente, ma anche con l'ausilio delle parti istitutive e tante sono le ore di formazione che sono state erogate per esempio ai rappresentanti sindacali, ai delegati, ai rappresentanti dei lavoratori, in modo tale che possano essi stessi fare da tramite tra il lavoratore e il fondo pensione nella acquisizione degli elementi importanti di questo che è tutto sommato, ricordiamolo, un pezzo del contratto di lavoro per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, perché il Solidarietà Veneto è appunto fondo negoziale, fondo che deriva dalla contrattazione, quindi figlio del contratto di lavoro.
Ecco, so che novembre e dicembre è periodo di versamenti volontari. A quanto potrebbe ammontare il risparmio fiscale? Beh, innanzitutto è vero, novembre e dicembre spesso si contraddistinguono per questo picco dei versamenti volontari fatti a livello individuale, fatti anche per i soggetti fiscalmente a carico, si cerca di trarre beneficio dalla norma. La norma, ricordiamo, che ci permette di versare al fondo pensione una somma e portarla in deduzione dai propri redditi fino a un massimo annuo di 5.164 euro. Quindi diciamo un cittadino che vada a versare al fondo il massimo consentito 5.000 euro si troverà ad avere un risparmio rapportato alla sua aliquota marginale IRPEF, cioè quella più alta. Se stiamo parlando di un classico lavoratore dipendente che abbia una paga netta mensile, poniamo, compresa fra i 1.300 e i 1.700 euro su per giù, questo risparmio si aggira attorno al 25% di questo totale versato, quindi banalizzando, verso 1.000 euro risparmio 250 euro, verso 5.000 euro 250 per 5, quindi 1.250 euro. Ecco, per esempio, se un cittadino invece andasse nella fascia di reddito che è colpita dalla tassazione IRPEF al 35 o anche al 43%, chiaramente il risparmio fiscale sarebbe ben maggiore. Ad ogni modo non sono soltanto le persone che hanno redditi così elevati a versare al fondo pensione, ma tipicamente la media si riscontra proprio nel classico dipendente o anche autonomo con un valore di reddito come quello che abbiamo poc'anzi illustrato, insomma. E quali sono le modalità di versamento? Qua diciamo tipicamente chi versa alla fine dell'anno lo fa per il tramite di un bonifico che poi porterà in dichiarazione dei redditi l'anno venturo per poter recuperare la fiscalità nella misura che abbiamo rappresentato. Tuttavia ci sono molti cittadini, soprattutto appunto lavoratori dipendenti, che danno corso a questo versamento per il tramite della busta paga, quindi chiedendo alla propria azienda di versare di trattenere meglio o dalla mensilità di dicembre o anche dalla tredicesima una determinata somma, chi 100, chi 500, chi 1000 euro, che sarà versata al fondo pensione a gennaio. Ricordiamo che il Solidarietà Veneto in quasi tutti gli ambiti settoriali prevede versamenti con cadenza trimestrale, quindi l'ultimo trimestre dell'anno viene versato a gennaio, ma la competenza fiscale è comunque riferita all'anno 2023. Quindi diciamo due modalità: bonifico o tramite busta paga. Il vantaggio della busta paga, se si può fare, quindi bisogna essere lavoratori dipendenti, è l'immediatezza, perché la trattenuta avviene, ho immediatamente il vantaggio fiscale in busta, non devo aspettare un anno, e inoltre ho un vantaggio collaterale perché vado ad insistere a ridurre il reddito complessivo che mi potrebbe permettere di accedere, meccanismo ISEE, a determinati vantaggi diversi da quelli fiscali in ragione proprio del reddito più basso. Parliamo ora di familiari a carico. Quali sono i vantaggi dell'iscrizione appunto dei familiari? Volendo partire dalla fiscalità di cui abbiamo appena detto, ecco, questo è il primo vantaggio, quello forse più tangibile. Tuttavia, il gran numero di iscritti come fiscalmente a carico, soprattutto figli dei lavoratori e dei cittadini iscritti a Solidarietà Veneto, non è forse giustificato soltanto dal vantaggio fiscale. Chi iscrive i figli normalmente vuol dare avvio per i propri figli a un percorso di risparmio. Se volete, una volta magari c'erano le cassettine della cassa di risparmio, queste cose qui, questi meccanismi anche con degli oggetti che aiutavano i più giovani a intraprendere un percorso di risparmio. Oggi magari non è più quell'immagine, la più moderna se vogliamo. Il fondo pensione può essere un'alternativa, tenuto conto soprattutto che per i più giovani la necessità di andare a integrare la pensione dell'INPS sarà certamente più rilevante rispetto a quella delle generazioni precedenti. Quindi vicino al risparmio fiscale, che è quello che abbiamo appena descritto, vi sono altri elementi, forse più legati all'educazione finanziaria e al fatto che in un processo di risparmio avere a disposizione tanto tempo conta direi di più che avere a disposizione tanti denari da investire, e quindi va da sé che per chi comincia da bambino, se vogliamo anche con cifre simboliche, c'è il vantaggio della capitalizzazione composta che naturalmente rema a favore del risultato finale.
Chiarissimo, direttore, grazie davvero per essere stato con noi anche oggi. Io vi ricordo che gli sportelli di Solidarietà Veneto sono presenti in modo capillare in tutta la nostra provincia e potete visitare anche il sito solidarietaveneto.it per maggiori informazioni. Le auguro buone feste e con l'invito ovviamente a rivederci nel 2024. Naturalmente buon Natale, buon termine di 2023 a tutti gli ascoltatori e al prossimo anno. Grazie ancora e grazie anche a tutti voi per averci seguito. Torno domani, stesso posto, stessa ora, non cambiate canale. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.